Zdaj pa resnično še enkrat vsi dobrodošli, dober dan, lepo vas videti v takem številu, sploh v soboto. Danes smo tu, da spoznamo še v živo zanimivega gimnazijskega učitelja. Rojen je na Siciliji, trenutno živi v Milanu in piše knjige. Spoznali bomo dve njegovi deli. Prvo knjigo Prvenec ste morda že prebrali, Bela kot mleko, rdeča kot kri. Včeraj pa je šla najnovejša knjiga našega gosta, Stvari, ki jih nihče ne ve. Je zelo zanimiv človek, čeprav jaz sem vedno v zadregi, ne vem, ali se bolje sliši gimnazijski učitelj, ki piše, ali pisatelj, ki uči na gimnaziji. Alessandro, kaj imaš raje? Kako je pravilni vrstni red? Professore, cosa preferisci? Essere chiamato scrittore o professore? Ok. Cosa preferisci? Come ti chiamano? Ok, grazie. No, io inizio sempre dai ringraziamenti perché poi mi dimentico di farli alla fine. Torej, jaz se vedno začnem na začetku z zahvalami, ker na koncu to gotovo pozabim. Quindi grazie. Torej, hvala. Preferisco essere chiamato insegnante perché la mia vocazione professionale, maturata quando avevo 16 anni, era quella di insegnare. Torej, na odgovor voditeljice, ali je rajši, ga imenujemo profesorja, ki piše, ali pisatelja, ki uči, pravi, da je seveda veliko rajši, ima rajši, da ga imenujemo učitelja, ker to je njegov poklic, za katerega se je praktično odločil pri svojih 16 letih. Ho detto tutte queste cose? Sì. Pravi, če je vse to povedal, pa mislim, da je nekaj Italijanov tukaj, ki se razumejo slovensko, pa da ne bi imel dvomov. Ho detto che alcuni sono anche bilingue italiani sloveni, possono confermare così almeno. Posso stare tranquillo. Torej je lahko umiren. Danes bo sploh napeto s tem prevajanjem. Nekako smo se odločili, da bova oba govorila svoj materni jezik, da bomo tudi govorili v slovenščini, vendarle smo na Slovenskem knjižnem sejmu, čeprav italijanščina tudi tako lepo poslušati. Tako da danes tudi z nami prevajalka. Moje ime je Mariana Kerševan, torej come si è deciso, visto che la Fiera del Libro è in sloveno, parlate noi loro sloveno e io poi faccio il mio lavoro e lei il suo. Torej, Alessandro Davenja je vendarle učitelj, ki piše ta vrstni red, mu je očitno bolj všeč. Ampak Alessandro, kako ti pa v šoli pravijo? Imaš kakšen zanimiv vzdevek med učenci? Se tu preferisci essere chiamato professore, non scrittore, come hai qualche nome migliolo in scuola, come ti chiamano a scuola? Vediamo un po'. Tanti. Očitno je teh vzdevkov več. Ma quello che spesso dicono di quello che mi riesce a fare a scuola è il fatto di amare e raccontare storie. Torej, to, kar pogosto pravijo o meni in govorijo o meni, je to, da sem zelo dober v pripovedovanju zgodb. E molti riconoscono nel professore del primo libro qualche aspetto del mio modo di essere, quindi alcuni mi chiamano appunto poi il sognatore, perché così ho questo vizio di credere alle persone. No, in premnogi me prepoznajo tudi kot bežno, kot osebo iz moje prve knjige in me zato tudi poimenujejo večkrat z vzdevkom sanjač. E credo che per il mestiere che faccio, ma credo che valga per qualsiasi relazione di amicizia o amorosa, se non sogni un po' l'altra persona, non riesci a volerle veramente bene. No, mislim prvič zaradi posla, poklica, ki ga opravljam, drugič pa tudi zaradi vseh zanimivosti, ki se mi dogajajo na mojem področju. Mislim, da je prav, da je v vsakem od nas malo sanjača, kajti če tega nimamo v sebi, nam marsikatera dejavnost težko ide spod rok.
E questo è necessario con ragazzi di 15, 16, 17 anni perché ancora in loro si vedono solo i primi segni della pienezza che poi un giorno saranno. Allora tu hai il compito di cominciare a sognare quella pienezza e aiutarli a raggiungerla. No, če se spomnim, moji učenci, dijaki imajo tam med 15, 16, 17 let in to so v bistvu tista leta, katerih se vsakdo zave, da je v njemu tudi nekaj sanjača. In to imam jaz tudi pred sabo in to lastnost gojim pri drugih. Ok. Torej, vendarle nekaj je na tem sanjaču. Si tudi sam zelo zgodaj sanjal, da bi postal učitelj, namreč resnično, glede na svoje leta, res že dolgo poučuješ v šoli. Ok. Io credo che la vocazione di ogni persona sia evidente in modo cristallino quando si è bambini. Verjamem, prepričan sem, da je poklic, da nekdo začuti poklic, kaj bo opravljal kot odrasel, da to začuti že v otroških letih. Solo che poi il mondo e soprattutto la scuola fanno in modo di farci dimenticare qual è questa vocazione. No, seveda pa potem svet in predvsem šola poskrbita, da to našo namero pozabimo. Quindi per me tutto è cominciato quando avevo 5 anni. Per meni se vse začelo takrat, ko sem bil star 5 let. Io ero all'asilo. Bil sem v vrtcu. E quando sei all'asilo sei felice. In ko si v vrtcu si srečen. Perché giochi tutto il giorno. Ker se ves dan igraš. E soprattutto c'era una cosa che mi piaceva fare molto all'asilo, che era, non so se qui in Slovenia è lo stesso, giocare con il pongo. In seveda najrajši sem se, ne vem, če je to tudi v Sloveniji, vendar to tudi je, najrajši sem se igral s plastelino. Ok. E tutto il giorno stavo lì a creare questi personaggi, queste astronavi, questi mondi che poi raccontavo ai miei amici. No, ves dan sem nekaj ustvarjal, nekaj gnetu, ali so bili to kakšne osebe, so bili astronauti, so bili to vesoljske ladje in potem sem iz teh mojih predmetov spletal tudi zgodbe, ki sem jih pripovedoval svojim prijateljem. Però un giorno Ampak nekega dne la maestra mi ha detto che dovevamo cambiare classe e andare in prima elementare. mi je rekla učiteljica, tako, zdaj pa treba iti v prvi razred. E io credevo che la scuola fosse un aumentare il pongo nel corso degli anni. Jaz pa sem mislil, da bo seveda, da to pomeni, da bomo imeli samo še mogoče več tega plastelina na razpolago in bomo še bolj ustvarjali skozi leta zmerno več. E invece no. Ampak ni bilo tako. E siamo entrati in questa classe e non c'erano più i tavoli pieni di giochi e di In prišli smo pongo, v tisti razred in ni bilo več na mizah toliko igrač, toliko plastelina, ma c'erano, non so se, come si chiamino qui, le tabelline sulla lavagna. ampak so bile seveda strani popisanih listov na tabli. In particolare quella del 7 che è difficilissima. To tista od številka 7, ta je bila zelo težka. 7x8 soprattutto. 7x8, to nam je bilo upoštevanka izredno težka. Allora io, impaurito da questa situazione, ho cominciato a guardare intorno e ho visto che c'erano sulla parete dei cartelli con cui si imparano le lettere, quelli con i disegni. No, ampak sem bil čist preprašen, ker sem gledal te številke, toliko je bilo te številke, ampak potem sem se pa ozirati začel po drugih listih papirjev, tam so bile pa črke in pri vsaki črki je bila ali neka slikca, ali neka risbica, ki je pomagala, da smo se te črke tudi naučili. E allora ho cominciato a immaginare le storie fra i personaggi di questi cartelli. In sem se začel nekako v domišljiji zamišljati neke zgodbe med temi osebami, ki sem jih videl na teh listih. Cioè l'immaginazione poteva fare quello che le mani facevano con il pongo. Torej, domišljija moja je zdaj lahko
ustvarjala to, kar so prej moje roke ustvarjale s plastelinom. E la mia prima storia è stata una storia terribile, un noir, Moja prva zgodba je bila prav črna zgodba, perché io mi chiedevo cosa poteva fare lo gnomo alla farfalla con un coltello. ker jaz sem se spraševal, kaj lahko naredi palček nekemu metuljčku, ki ima v roki nož. E poi raccontavo queste storie ai miei nuovi compagni. In potem sem te zgodbice pripovedoval mojim novim sošolcem. Quindi la mia vocazione sin da bambino credo sia stata quella di raccontare storie. Mislim, da ravno od otroških ranih let je bil to moj poklic, ki mi je bil začrtan, torej pripovedovati zgodbe. E come vedete le racconto con le mani come se avessi il pogo In kot ancora. vidite, tudi zdaj si pomagam z rokami, gnetem v domišljiji, kot bi imel plastelin. E a poco questo è maturato in una delle professioni che ti consentono di fare questo nella maniera più bella possibile, che è insegnare. No, in počasi se je ta stvar razvijala, gradila in prišel sem do tega, da lahko delam to, kar je najlepše, torej da učim. Po enem zelo lepem, dolgem ovinku si nas pripeljal do šole. Allora hai fatto proprio una strada, hai fatto un lungo svincolo perché poi siamo arrivati di nuovo alla Qui, scuola. sì. Kjer bova tudi nekaj časa ostala, namreč tudi junaki tvojih zgodb so tvoji vsakdanji junaki, ki jih srečuješ vsak dan v šoli. In če začneva morda s tvojim prvencem, Bela kot mleko, rdeča kot kri, to je zgodba o 16-letniku Leju. Pravzaprav bi lahko bil katerikoli najstnik tudi z ulic Ljubljane, 16 let, ima svoj iPod, ima svoj 50-kubičnik, najboljšo prijateljico Silvijo, veliko ljubezen Beatrice in pa učitelja, ki bi ga si vsi mi po svojem potihem želeli, sanjača, ki se vsake ure loteva, kot da je tista najpomembnejša v življenju. In Alessandro, kaj je navdihnilo to prvo zgodbo? La cosa più importante di questo mondo, cosa era ispirato questa storia? Questa storia è nata durante un'ora di supplenza. Ta zgodba je nastala v eni uri nadomeščanja enega drugega profesorja. E non so se qui è lo stesso, ma il supplente è la creatura più fragile che Dio abbia creato. No, ne vem, če je to tako, tudi pri nas, tisti nadomestni profesor je, saj za naše pojme, najbolj krhka kreatura, ki jo je Bog ustvaril. Perché non solo è un professore, ma è un professore che non può dare i voti. Ne samo, da je profesor, ampak je tudi profesor, ki nima možnosti dajati ocen. In più è un professore che è lì perché ne sostituisce un altro che si è ammalato. In še več, on je zato danes v razredu, ker nadomešča drugega profesorja, ki je zbolel. Quindi non solo è sfortunato, ma porta anche sfortuna. Ne samo, da je nesrečen, ampak tudi prinaša nesrečo. E durante quest'ora di supplenza, che appunto in cui ho avuto questa classe di quindicenni soltanto per un'ora, No, in med to uro nadomeščanja drugega profesorja v razredu, kjer so bili 15-letniki, loro chiaramente la prima cosa che chiedono è quello che mi ha chiesto anche lei. Chi te l'ha fatto fare a fare un lavoro come questo? je seveda prvo vprašanje, ki so mi ga postavili, tako kot je današnja moderatorka, pa kdo ti je sploh rekel, da se odločiš, da upravljaš en tak poklic? E chiaramente lei lo ha fatto in modo molto elegante, i ragazzi. Seveda, voditeljica je to naredila na en zelo eleganten način, moji učenci pa malo drugače. Io ho raccontato perché avevo deciso questa follia e poi ho chiesto loro Povedal sem jim, zakaj sem se odločil za to norost, potem sem pa njih vprašal e ho chiesto loro in quei primi 15 anni di vita quali erano stati gli eventi determinanti per le persone che un giorno sarebbero diventati. in sem jih vprašal v teh vaših 15 letih življenja do sedaj,
Katere so bile pa tiste važne osebe ali dogodki, ki so spodbudili v vas željo, da boste nekoč nekaj takega postali tudi vi? E uno di loro, un ragazzo, ha preso la parola e ha detto: l'anno scorso, in meno di un anno, una nostra compagna di classe se n'è andata, è morta a causa di un tumore, e non siamo stati noi ad accompagnare lei, ma lei ad accompagnare noi. No, in eden od teh učencev je takole dejal, povedal svojo zgodbo, in sicer pravi: v lanskem letu se je ena naša sošolka je zelo zbolela za neozdravljivo boleznijo, in namesto da bi ji mi jo bodrili in jo spremljali na tej poti bolezni, je bilo ravno obratno, je bila ona tista, ki je nas bodrila in spremljala. E in quella frase è avvenuta una trasformazione del volto di questo ragazzo, che è stato il momento che io chiamo di epifania, di bellezza, che ha generato questo romanzo. In ko je ta dijak povedal v kratkih besedah to svojo izkušnjo, se je tudi izgled, izraz na licu, na obrazu tega dijaka spremenil, in to je tisto, kar je praktično spodbudilo meni idejo in zamisel za to knjigo. Perché? Perché il volto di un quindicenne è un caos su cui si sta combattendo una guerra. Zakaj? Zato, ker izraz na obrazu nekega 15-letnika je praktično področje, kjer se dogajajo in bojujejo razne vojne, ki ga odražajo čas sedanjega trenutka. La bambina ha capito che appunto non sarà facile la vita. Punčka je razumela, da življenje ne bo lahko. Poi peggiora con il tempo. Ampak bo samo še slabši s časom. E questo caos che loro si portano sul volto, improvvisamente nel raccontare di questa ragazza che appunto se n'era andata, è diventato improvvisamente un ordine, un cosmos, cioè lui già sapeva, a contatto con una storia di dolore, che quello lo aveva reso l'uomo che sarebbe stato un giorno. No, in ta sprememba v izrazu na obrazu tega dijaka, ki je dala takojšnjo sliko z tistega kaosa, ki ga je imel prej v sebi, na nekaj urejenega, torej urejen izraz, takrat je ta fant, ta dijak začutil, da bo ta urejenost spremljanja njega tudi skozi življenje in da bo to tudi postal. E come quei cartelli sulle pareti della prima elementare, per me è stato come vedere appunto qualche cosa che si nascondeva dietro quella trasformazione. Ho detto: un giorno voglio raccontare la storia di come un volto che è caos in pochi secondi diventa ordine. No, in tako sem se spomnil tudi pogleda na tiste liste za abecedo z poštevanko v prvem razredu, ker je bil zame, kot je bilo neka zmeda, nek kaos, in tudi kaos na obrazu tega dijaka se je potem spremenil in je postal red. Navzgor prvenec je seveda tudi roman o odraščanju, in tako kot je v življenju, tudi tvoje delo opisuje dramo. Leova velika ljubezen Beatriče zboli za levkemijo, ki jo ne morejo pozdraviti. Pišeš v prvi besedi, v zelo preprostem slogu, se je recimo težko živeti v najstnika. Leo je gobčen, včasih malo preklinja, včasih je malo naiven. Sì. Anni di correzione di temi dei miei studenti mi hanno reso facile il trovare il tono giusto per far parlare Leo.
Leta in leta popravljanja nalog in testov mojih učencev, skozi ta leta sem seveda tudi se veliko naučil in sem hitro se lahko postavil v kožo tega glavnega junaka Leota. Ed è stato quindi sì difficile, ma anche la cosa più bella dello scrivere questo romanzo. Bilo je res težko, ampak tudi nekaj najlepšega med pisanjem tega romana. Perché la sfida era provare a dare le parole a un ragazzo di 16 anni che prova delle cose molto profonde ma non ha le parole per dirle, quindi è come aver tentato di tradurre in parole quel caos che appunto ogni ragazzo di quell'età si porta Torej, dentro. moj izziv je bil namreč, da poskušam z besedami na eni strani tega umirjenega, starejšega torej že starejšega fanta povedati tudi ta kaos, ta nemir, ki ga pa ima še vedno kot mlad fant, kot 15-letnik. In mislim, da je to tisto, kar me je prav posebej pritegnilo pri pisanju tega lika. E se sono forse riuscito è anche grazie all'aiuto dei miei studenti. Če mi je mogoče uspelo, mi je seveda to tudi zahvaljujoč mojim študentom. Perché loro sono stati i primi a leggere il romanzo quando ancora non era pubblicato. Kajti oni so bili prvi bralci tega romana, ko še roman ni izšel. E mi hanno dato dei consigli per migliorare la voce del protagonista. Dali so mi nasvete, tako da sem še izboljšal besedičenje besede glavnega junaka. E quindi poi l'ho riscritto sulla base di questi suggerimenti. In potem sem ponovno napisal roman na osnovi teh sugestij. Ve ne dico, vi faccio un esempio che farà un po' ridere. Samo bom povedal in primer, mogoče se vam zdelo tudi malo smešno. Una mia alunna mi ha detto: professore, ci sono troppe parolacce. Ena moja učenka mi je rekla: profesor, preveč je kletvic. E quindi ne ho dovute mettere un po' di meno perché lei mi ha spiegato che le parolacce, se ne usi troppe, poi perdono di valore. Zakaj? Zaradi tega, ker mi je ona tudi razložila, če je preveč kletvic, potem izgubijo na moči. Quindi loro percepivano che io nel tentativo di imitare il linguaggio di un ragazzo andavo oltre quello che era dovuto. Kar pa seveda pomeni, da oni so prepoznali, da se jaz hočem poistovetiti z govorom teh mojih učencev, najstnikov, vendar pa sem presegel to in sem šel preko tega in zato sem dobil to sugestijo. No, vidim, da si njen nasvet učenke dobro upošteval pri naslednji knjigi. Stvari, ki jih nihče ne ve, torej delo, ki je včeraj izšlo pri založbi Družina, tudi pripoveduje zgodbo o mladem dekletu, o najstnici, ki jo v najbolj težkih letih, najbolj ključnih trenutkih zapusti oče. So tudi to delo najprej prebrali tvoji dijaki. In malo nam povej še, zakaj gre, ti tako lepše poveš. No, questo qui non l'ho fatto leggere. Ne, te knjige oni niso vnaprej prebrali. Perché dovevo anche scoprire se ero capace di scriverli da solo i libri. Zato, ker sem hotel preveriti, če vendar znam sam napisati knjigo. E quindi niente, no, questo l'ho scritto da solo ed è molto diverso dal primo. Il primo appunto è in prima persona, questo è in terza persona, anche perché essendo la protagonista una ragazza di 14 anni non me la sentivo di sposare una voce che... No, če sem prvi roman pisal v prvi besedi, v svojem imenu, v prvi osebi, potem tega, seveda, ker je protagonist deklica pri 14 letih, seveda se nikakor nisem drznil, da bi pisal tudi v prvi osebi, ampak pišem v tretji osebi. No, tvoja dela seveda niso samo dela o mladih, o najstnikih, v njih nastopajo tudi odrasli. In že pri prvencu sem opazila, da so to skoraj da idealni odrasli, zelo razumevajoči.
Kako vidiš njihovo vlogo? Zelo v bistvu optimističen pristop do odraslega človeka. Malo, če nam obrazložiš vlogo odraslih v tvojem delu. Allora, intanto io scelgo di raccontare storie di ragazzi perché credo che sia l'età laboratorio della vita umana in cui si scopre l'unicità che ciascuno di noi è venuto a portare su questa terra e attorno c'è una congiura perché questo non si realizzi. No, jaz se vedno odločam, da pripovedujem zgodbo o mladih ljudeh, o odraščajočih ljudeh, zato ker znotraj vsakega od mladih, od nas, ki je nekaj edinstvenega, vendar pa svet okrog nas poskrbi, da se velikokrat te edinstvene stvari tudi ne uresničijo. Un adolescente si guarda allo specchio la mattina e non vuole uscire più dal bagno perché ha paura che quella promessa di un compimento di una vita unica e grande sia impossibile. Mladostnik zjutraj se gleda, torej ko je v kopalnici, nikakor ne gre ven iz kopalnice, se vedno znova in znova ogleduje in gleda v zrcalo, ker je zaskrbljen, ali mu bo uspelo doseči to, kar si je dejansko zadal v življenju. E fuori da quella porta del bagno ci sono adulti più rari forse, capaci di fare da specchio in modo che loro vedano quello che un giorno potranno diventare, e forse invece una maggioranza che di loro se ne fregano e pensano di volerli a loro immagine e somiglianza. No, in izven te kopalnice srečamo tudi odrasle osebe, srečajo tudi odrasle osebe, odrasle, s katerimi se poskušajo poistovetiti, poskušajo realizirati tisto svojo željo, da bi nekoč postali taki, vendar pa takih odraslih je zelo malo, veliko več je tistih povprečnih pavšalnih. Per questo nei due libri le figure di adulti che ci sono molto diverse. Nel primo cerco di raccontare la fortuna che ho avuto io di trovare nel mio percorso a quell'età persone disposte a sopportarmi per aiutarmi a essere me stesso. V teh dveh knjigah, kjer opisujem tudi odrasle osebe, v prvi knjigi je seveda ta odrasla oseba ima mojo veliko srečo taka, ki mi poskuša pomagati in me usmerja v to, da bi nekoč bil to, kar si želim. In particolare mi piace riferirmi ai miei genitori, visto che nel romanzo ci sono un padre e una madre che sembrano forse un po' immaginati, ma io ho avuto due genitori così, hanno festeggiato i 47 anni di matrimonio qualche settimana fa, siamo 6 figli e la loro unità è quello che ci ha reso forti. No, moram reči, da jaz velikokrat nekako opisujem, ne vede seveda, tudi zgodbo, svojo družinsko zgodbo, kajti imam to srečo, da imam prekrasne starše. Moji starši so pred nekaj tedni praznovali 47. obletnico poroke, sem eden tudi od 6 otrok. E poi il professore di lettere, che è un po' il sognatore del primo romanzo. In tudi profesor književnosti, ki je tisti sanjač iz prvega romana. E il professore di religione, che è ispirato al professore di religione della mia scuola a Palermo, che si chiamava Giuseppe Puglisi. In profesor teologije, ki v moji šoli v Palermu, ki je bil Don Giuseppe Puglisi, che è stato ucciso dalla mafia 20 anni fa. Ki je bil brutalno ubit s strani mafije pred 20 leti. E quando avevo 17 anni ho visto appunto un uomo
morire per le cose che diceva in classe. In ko sem bil 17 let star, sem se srečal s to realnostjo, kajti videl sem človeka umret zaradi tega, ker je delal to, kar je učil tudi v razredu. E questo ha cambiato la vita di una scuola intera, di una città intera. In to je spremenilo življenje šoli in spremenilo življenje celotnemu mestu. E per questo ho voluto anche raccontare appunto di queste figure così forti e belle nel primo romanzo. In zato sem tudi opisal in pišem o teh močnih figurah, o teh osebnostih v mojem prvem romanu. Nel secondo invece c'è un padre che va via di casa senza dire niente e c'è un professore che appunto, anche se ha dei tratti simili a quelli del primo romanzo, poi è incapace nella vita reale di amare la sua fidanzata. No, in v drugem romanu pa seveda nastopa lik očeta, ki je oče, ki zapusti družino in gre od doma. In govorim sicer tudi o enem profesorju, vendar ki je imel nekaj primernih vrlin za dobrega profesora, vendar pa na koncu mu ne uspe. Quindi se nel primo romanzo sono le figure adulte che aiutano il protagonista a raggiungere se stesso, nel secondo paradossalmente è la figura ancora immatura che aiuta gli adulti a raggiungere se stessi. No, če v prvem romanu govorimo o tem, da so starejše osebe tiste, ki pomagajo doživeti in zrasti v prave osebnosti odraščajoče mladino. V drugem romanu je ravno obratno, je pa ta mlado dekle tisto, ki potem pomaga pri nastajanju in nastajanju in grajenju osebnosti v tem drugem romanu. No, zelo mojstrsko vpletaš vloge odraslih v obeh delih, kot je že sam povedal, imajo različne vloge v delih, pa vendarle se ti ne zdi dobro, svet se spreminja, ampak te osnovni konflikti med odraslimi in mladimi pa vendarle ostajajo isti. Te napačne predstave o mladih, kako jih recimo ti doživljaš, tudi preko svojih dejakov. Kaj so tiste napačne predstave o mladih, ki jih odrasli še vedno imajo? Qual è il tuo opinione? Perché i adulti hanno una certa impressione sui giovani che non è sempre quella. Io sono un uomo pieno di speranza. Jaz sem mož poln upanja. Proprio perché ho a che fare con i giovani. Prav zato, ker sem veliko v kontaktu z mladimi. Perché agli adulti, e ne faccio parte, ho rinunciato. Kajti za starejšimi, tem sem se že odpovedal, čeprav sem jaz tudi član že teh odraslih. Perché spero che loro possano essere migliori di me e degli altri. Ker upam, da bojo oni boljši od mene in od drugih. E quindi sono molto ottimista perché credo che mi sembra che l'adolescenza, per quanto cambino le condizioni culturali e storiche, sia rimasta un po' la stessa, è quel fatto di non farsi andare bene il mondo così com'è. Kajti mislim, da je ta obdobje adolescence, odraščanja, ne glede na kulturno osnovo, ne glede na čas, še vedno tako in ostaja tisto, ki znotraj vsakega mladostnika daje neko upor, nekaj nezadovoljstva z zunanjim svetom. E credo che appunto da lì bisogna ripartire. L'uomo di cui parlavo prima, Giuseppe Puglisi, padre Giuseppe Puglisi, ha cambiato il quartiere in cui stava cominciando proprio dai bambini. Če se vrnem nazaj na osebo, ki sem jo prej omenil, to je ta Don Giuseppe Puglisi, on je prav spreminjati začel tisto četrt, kjer je živel in deloval kot duhovnik, s tem, da je začel z učenjem pri najmanjših, pri mladih otrocih. E quello che appunto ho imparato da lui è questo fatto di provare
a sperare sempre nel bene che c'è in ogni persona, anche quando questo bene è nascosto. To, kar sem se od njega naučil in poskušam si vedno znova in znova vtisniti v moj spomin, je, da je v vsakem od nas nekaj dobrega. Tisto dobro je treba najti, dobro se pa včasih zelo globoko tudi skriva. E i ragazzi sono più disposti a questo tipo di rapporto rispetto a chi ha già una vita strutturata con le proprie abitudini. Noi più grandi siamo meno disposti ad aprirci, a metterci in gioco. Torej, mlajši, odraščajoča mladina, oni so vedno bolj pripravljeni se nekako podajati, razmišljati v svet, ki jih okrog njih, s katerim so sicer nezadovoljni, vendar se ukvarjajo s tem svetom, ne pa tako, z nami pa niso zadovoljni, ker smo starejši in smo že nekako izgrajeni. Una volta un ragazzo è andato a parlare appunto con questo professore perché voleva raccontargli alcune sue inquietudini interiori in relazione al suo futuro. En fant je šel se pogovarjati s tem profesorjem, ker mu je hotel razložiti, pojasniti nekaj njegovih lastnih nemirov, ki jih čuti v sebi. E dopo 5 ore che parlava ininterrottamente si è reso conto che erano passate 5 ore. In potem, ko je 5 ur neprekinjeno govoril, se je šele zavedel, da je že minilo 5 ur. E padre Giuseppe Puglisi, che non stava dormendo, in padre Giuseppe Puglisi, ki pa ni zaspal, ma lo stava ascoltando. A un certo punto appunto, questo ragazzo ha detto padre Giuseppe, ma sono passate 5 ore e lei non mi dice niente? No, in ker ga je ta oče Puglisi poslušal in potem, ko je taki fant mu je rekel, poslušajte, ja, 5 ur je minilo, ampak vi mi niste pa nič rekel. E lui ha risposto, perché già hai finito? On je pa rekel, a si že končal? Allora io credo che noi abbiamo bisogno di recuperare questo rischio grosso di buttare via il tempo per gli altri nelle relazioni. In mislim, da moramo mi se tega zavedati in da je treba v svoj čas uporabiti, tudi če se reče, ga vržemo stran, kot je zdaj uporabil to besedo, da prisluhnemo drugim. E amare penso possa essere questo, regalare il proprio tempo agli altri sapendo che quel tempo non ritornerà più. Ljubiti pomeni, po mojem, tudi podariti čas nekomu drugemu, zavedajoč se, da se ta čas ne bo več vrnil. Noi corriamo, facciamo cose, produciamo, guadagniamo e tutto questo lo facciamo perché vorremmo avere tempo da dedicare agli altri, ma poi quando questo tempo arriva ci mettiamo a produrre altre cose, allora non arriva mai il tempo in cui ci godiamo le relazioni con gli altri, che è il motivo per cui lavoriamo in un certo modo. Mi se hitimo, pehamo, delamo, vedno več ustvarjamo, zaslužimo, delamo na tem, da bomo imeli nekaj časa in potem pridemo do tega časa in znova spet nekaj začnemo delati in se zavemo, da časa za druge pa nimamo. Quello che tanti ragazzi che hanno conosciuto quest'uomo hanno detto è che quando parlavano con lui sembrava di essere al centro dell'universo. Kar je veliko ljudi, ki so govorili, ki so s tem pa Dom Puglisijem imeli pač možnost z njim debatirati, so rekli, da so imeli občutek, ko so se pogovarjali z njim, da so v centru vesolja. Quindi sono molto fiducioso nelle giovani generazioni nella misura in cui ci saranno maestri, padri, madri, educatori, adulti disposti a
dare il loro tempo ai ragazzi. Zelo zaupam v nek čas, kjer se bo zgodilo to, da bodo učitelji, profesori, vzgojitelji dali svoj čas svojim dijakom. No, če sva že omenila predsodke o mladih, eden od zelo pogostih stereotipov, ki je tudi krivičen, se meni se zdi, je ta, da mlade literatura ne zanima. Že danes lahko vidiva mnogo mladih obrazov, ki so te prišli poslušati. In tudi v tvojih delih zelo veliko časa in lepih besed posvečaš ravno literaturi, ne? Tudi junak tvojega prvenca Leo ima veliko ljubezen Beatrice, tako kot Dante, in profesor Sanjač ga vse bolj navdušuje za literaturo, tako da Leo nazadnje celo pošlje vers, Dantejev vers Beatrice po SMS-u, na katerega ne odgovori sicer. In tudi v drugem delu ima literatura zelo, zelo pomembno vlogo. Ne bom brala sedaj celih odlomkov, da ne bomo predolgi, ampak tu je recimo en lep stavek v delu Stvari, ki jih nihče ne ve. Praviš, samo tisti, ki bere in posluša zgodbe, najde svojo. Zakaj se ti zdi literatura, književnost tako zelo pomembna za mladega človeka? Grazie. Credo che la letteratura sia una di quegli strumenti, di quei doni che ci sono stati fatti per imparare ad ascoltare noi stessi. Mislim, da je literatura tista, ki jo lahko uvrščam kot en dar, ki je dana nam, da prisluhnemo nam sami. Io che vengo dalla Sicilia e ho visto tante volte pescare in mare i pescatori. Prihajam iz Sicilije, velikokrat sem videl ribiče na morju, ki so lovili ribe. Paragono la letteratura a questa rete che i pescatori gettano in mare. In če primerjam literaturo s tisto mrežo, ki jo ribiči vržejo v morje, che è fatta di buchi e di nodi. Ki je sestavljena mreža iz lukenj in iz vozlov. I buchi sono necessari per fare passare tutta l'acqua. Luknje služijo za to, da gre voda skozi. Tutto l'ovvio della vita, tutto il flusso delle cose in cui siamo immersi e che non afferriamo mai. Vse tisto, kar se nam zdi samo po sebi umevno, kar gre mimo nas v življenju in kar nikoli ne ulovimo. Però poi ci vogliono i nodi per trattenere quello che ci sfugge sempre, che è disperso nell'immensità del mare, ma che sta lì e sarà il nostro nutrimento. Ampak potem pa so nam potrebni tudi vozli, da ujamemo nekaj tistega, kar je sicer razpršeno v morju, vendar mi to potrebujemo in nam to tudi služi. Allora credo che la vera letteratura abbia questi buchi che lasciano passare via l'ovvio della vita, ciò che appunto è il flusso continuo del tempo, quello segnato dai nostri orologi. Mislim, da je ravno to literatura, če jo ponazarjamo za tistimi luknjami v mreže, tisto, kjer omogoča, da vse nekako splava mimo nas, vse to, kar se nam zdi samo po sebi umevno, to je čas, ki ga tudi mi merimo z našimi urami. E trattenga quello che tutti ci chiediamo all'interno di questo flusso e che a volte non abbiamo il coraggio di fermare in una domanda, in una ricerca, in una lotta, perché noi quello che vogliamo in questa vita è la verità, la verità. In na drugi strani seveda vozli, tisti, ki nam pač dajo možnost, da nekaj ujamemo, da mogoče si tudi postavimo vprašanja po resnici, kajti nas predvsem zanimajo življenjske resnice. Questo secondo libro si intitola così, io non lo so, Le cose che non lo so dire, perché i ragazzi che avevano letto il primo hanno cominciato in giro per l'Italia e per il mondo a scrivermi delle lettere semplicemente perché io ho scritto una storia in cui c'è un ragazzo innamorato di una ragazza e questa ragazza a un certo punto ha questo tumore, quindi questo amore diventa impossibile.
Torej, jaz, ko sem pisal prvo knjigo, in ko so jo prebrali moji učenci in so potem pripovedovali to zgodbo in sem dobil širom iz sveta nazaj pisma in ki so mi v teh pismih so opisovali svoje ljubezni, vsakdanje seveda, ampak tudi neuresničljive. E io sono il primo a chiedermi, visto che desidero che l'amore nella mia vita sia per sempre, com'è possibile che poi quest'amore venga distrutto da una malattia come questa? In jaz, ker sem prvi za to, da je neka ljubezen, tista življenjska ljubezen, ki večno traja, ki traja do konca, se pa potem vprašam, je pa kako je možnost, da neka bolezen to ljubezen prekine. E io per primo mi chiedo se l'amore è più forte della morte. In jaz prvi se vprašam, ali je ljubezen močnejša od smrti. E per questo ho scritto quel libro, per trovare una risposta per me, non per i lettori. In zato sem napisal to knjigo, da sem našel sebi odgovor, ne odgovor za bralce. Se poi quella risposta è vera, se tocca qualche cosa di vero della realtà, quello che succede è che le persone, i cuori delle persone reagiscono. In če je ta odgovor pravi, resničen, najde pot do srca in najde tudi pravo reakcijo ljudi. E ricevo tantissime lettere di ragazzi che mi fanno domande su Dio, sul dolore, sulla morte, sulle relazioni, sull'amore. Veliko pisem dobivam od mladih ljudi, ki mi postavljajo vprašanje o Bogu, o življenju, o ljubezni, o smrti. E il più delle volte io devo dire sono cose che nessuno sa. In največkrat moram reči, to so stvari, ki jih nihče ne ve. Però il bello è che ci sono queste lettere che pongono queste domande, quindi queste domande c'erano e finalmente la rete della scrittura le ha trattenute. In hvala Bogu, da ta vprašanja obstojajo in ta mreža literature je ta vprašanja tudi ujela. E allora sulla stessa barca ci troviamo a lottare per raggiungere un porto e la letteratura in questo senso poi crea relazioni fra le persone, una ricerca comune della verità. In tako se znajdemo na isti barki, na istem čovnu, da iščemo neko resnico in ravno ta medsebojna izmenjava mnenj je tisto, kar nas potem pelje na polje literature. Posso una piccola domanda, Zdaj te spet poslušamo, tako lepo si spet opisal moč literature, ne? Barke, vozli, mreže, ribe. Medklic, imaš veliko oboževalk med svojimi dijakinjami in kako se s tem soočiš? Ammiratrici tra le tue alunne, come te la cavi? Tra le mie studentesse? Sì. Non lo so, lo sapranno loro, io non... Ne vem, mogoče to bojo one bolj vedle. Sono il loro insegnante, quindi poi vabbè. Jaz sem učitelj njihov. Ampak se ti zdi, tvoji dijaki vse več, ali dijaki nasplošno vse več berejo? Perché i alunni leggono sempre di più, leggono molto. I ragazzi oggi, almeno questo è quello che succede in Italia, c'è un decrescere di lettori nelle fasce più alte di età e una crescita invece nelle fasce più basse. Torej, kar se v Italiji dogaja, vemo to, da se zmanjšuje število bralcev starejših in se veča število bralcev med mladimi. Grazie a queste saghe molto, molto lunghe che abituano sin da giovanissimi ragazzi a leggere migliaia di pagine, pensate a Harry Potter, a Il Signore degli Anelli. Zaradi tega, ker se pač knjige, ki jih navaja, pišejo v številnih knjigah, tako da je pač potrebno veliko čitati. Quindi anche in questo io sono fiducioso, chi smette di leggere sono gli adulti, non i ragazzi. Tudi jaz verjamem v to, kaj ti starejši ponehavajo čitati, mlajši pa ne. Per fortuna anche per me, perché poi leggono i miei libri. Na srečo tudi za mene, zato ker potem čitajo moje knjige. Spravi, Harry Potter nas je
malo vendarle spet navdušil za debele knjige. Quindi anche la Harry Potter. Kako si razlagaš recimo uspeh Rowlingove? Per questi libri, no? Come Sì. te lo spieghi il successo? Come me lo spiego il successo di Harry Potter? Harry Potter è un romanzo, è una serie di romanzi geniali perché raccontano ai ragazzi quello che loro vogliono sentirsi raccontare, la scuola. Harry Potter je genialno zamišljen, torej knjige, romani, ki praktično povedo mladim to, kar oni želijo slišati v šoli. E ci sono insegnanti cattivi, ci sono insegnanti buoni, ci sono insomma gli insegnanti. Ker tam nastopa cela paleta učiteljev, dobrih, slabih, v glavnem učiteljev. Ma soprattutto in Harry Potter il cuore del discorso che prende i ragazzi è che ci sono un padre e una madre che sono morti per salvare il figlio. Ampak to, kar pa najbolj prevzame mlade, je pa to, da sta oče in mati, ki sta umrla zato, da sta rešila otroka. Ciò che consentirà a Harry di sconfiggere Voldemort, come vedete sono preparatissimo. Kot vidite, znam vse osebe, torej to bo Harry Potter bo potem premagal Voldemorta. È proprio quel segno che lui si porta addosso, la cicatrice, che è il segno del sacrificio che sua madre ha fatto per poterlo far vivere. No, in prav ta križ, oziroma ti, kar ima na čelu, je tisti znak, ki mu je potem ki mu omogoča preko matere, da seveda ostaja pri življenju. Ed Harry, proprio perché è stato amato così, è disposto ad amare gli altri. In ravno zato, ker je bil Harry tako ljubljen, je potem pripravljen tudi druge ljubiti na ta izrazit močan način. Fino a dare la vita per i propri amici. Tako da je tudi življenje dal za svoje prijatelje. E un ragazzo, quello che vuole è, un ragazzo, un uomo, una donna, chiunque, è essere amato e amare a sua volta. In ali je zdaj to mlajša oseba, starejši, moški, ženska, bistveno je samo, da ljubi in da je ljubljen. In più, leggere i libri di Harry Potter è un divertimento. Pa še zabavno je questo knjige ci- čitati od Harryja Potterja. Imajo tudi tvoje knjige nastavek, da lahko postajajo saga ali pa vsaj nadaljevanje zgodbe o najstnikih, odraslih in vmes vedno kak učitelj književnosti. Imajo nek nastavek za nadaljevanje o, kot si rekel, o tvojih metuljčkih, palčkih in nožih. Puoi sempre trovare un'altra storia, come hai detto prima, farfalla, gnomo. Cioè, se ci sarà un seguito di Se questo... ci sono i libri, nel libro è così che si può sempre Di questa aspettare. maniera? Sotto i ragazzini, i professori. No, allora aspetta, sono stanco, comincio a non capire. Pravi, Anch'io. sem malo utrujen in nekako mi ne gre več. In questi tuoi libri, no, hai sempre una vaga apertura alla possibilità che potrà essere un seguito. Ah, ok. No, il seguito di questo qui è questo qui, nel senso che ogni libro nasce da una domanda, da una lotta per trovare una verità. Torej, tako bi rekel, da vsaka knjiga je zaključena celota, zaradi tega, ker praktično knjiga nastaja iz nekega notranjega boja po iskanju resnice. E mentre ne cerchi una scopri che ce ne sono altre 5 da affrontare. Medtem, ko iščeš tisto eno resnico, vidiš, da imaš še drugih 5, s katerimi se moraš soočati. Quindi questa ricerca si compie e poi ce n'è un'altra da fare. Torej, v prvi knjigi gre za neko raziskavo, ki se potem zaključi in naslednja sledi v drugi knjigi. Quello che posso dire è che si può trasformare in un'altra cosa. Questo libro diventerà fra poco in Italia un film al cinema, ma appunto si tratta dello stesso libro, esce il 4 aprile dell'anno prossimo. To, kar lahko povem, moja prva knjiga je zdaj, mislim, da je že posnet film in bo izšel 4. aprila prihodnje leto. Ed è stato, divertentissimo il giorno in cui sono arrivato sul set per la prima volta. In zelo je bilo zabavno, ko sem prvi dan, ko sem prišel na snemanje filma.
perché è come se quei personaggi dei cartelloni per imparare le lettere fossero usciti dai cartelloni e fossero venuti a stringermi la mano. In zgleda, imel sem tak občutek, kakor če se spomnim na prvi razred, prvo tisto šolsko leto, ko so bile tisti listi na tabli z črkami in številkami in se mi je zdelo, kot da so tiste osebe iz tistih listov prišle do mene in mi stisne roko. Io non riuscivo più a capire se Leo, Beatrice erano qui, erano fuori, qual era il sogno, qual era la realtà. Nisem bil več v stanju razločevati, kaj je tisto, kar je bilo v mislih, v sanjah, kaj je resnica, ali je Beatrice pa Leo sta res tukaj, ali sta samo v moji domišljiji. E ripeto, comunque, tutto questo per me è un sogno, il fatto di essere anche qui a parlare di una cosa che è nata durante un'ora di supplenza e a cui appunto ho creduto, pur avendo tante persone che attorno a me dicevano ma no, ma lascia perdere, ma poi chi te lo pubblica, è tutto inutile. No, in če se spomnim, če se malo zamislim tudi nazaj, je res je vse neke sanje. Če se spomnim na tisto uro nadomeščanja v šoli, če potem, ko smo začeli ko sem začel razmišljati o knjigi, pa sem malo povedal, da imam namen pisati, pa so rekli, pa daj no mir, pa kaj boš pisal, pa kdo ti bo pa objavil to knjigo. Quindi, soprattutto ai ragazzi che sono qui presenti, cacciate via queste persone che vi dicono no, ma poi, ma chi te lo fa fare, ma lascia stare, tanto non verrà pubblicato. Ecco, sono le persone più pericolose che ci sono sulla faccia della terra. No, lahko bi pa samo vam mladim priporočal tukaj, da odženite stran vse tiste, ki vam govorijo na tak način, pa kaj, pa se ne splača, pa kdo ti bo pa to objavil. To so osebe, ki so nevarne, teh se čim prej znebite. Alessandro, samo proti koncu, veliko filmov tudi inspirira tvoja dela. Tudi sam si opravil, mislim, da tečaj scenaristike. Anche penso che se sono ben informata, hai fatto anche un corso di sceneggiatura e molta dalla tua letteratura poi viene ispirato negli altri film. Sì. Io ho abitato dai 0 ai 18 anni a Palermo, 18-29 a Roma e ora da 29 a 35 a Milano. Torej, od 0 pa do 18. leta sem živel v Palermo, potem od 23. pa do 28. v Rimu, zdaj pa zadnjih 6 let v Milano. Spero di fermarmi, di non salire oltre, perché poi non c'è più, finisce l'Italia. Mislim, da ne bo treba več nikamor iti, ker poi bo zmanjkala l'Italia. E io già insegnavo quando stavo a Roma, però appunto avevo questo altro grande sogno della scrittura. Jaz sem sicer že učil, bil sem že profesor, ko sem bil v Rimu, ampak moje velike sanje so bile seveda pisati. E siccome appunto mi è stato insegnato di non rinunciare mai ai propri sogni, in ker sem bil naučen tako, da naj se nikoli ne odrečem lastnim sanjam, mi sono trasferito un anno a Milano per fare un corso di sceneggiatura. Sem se res preselil v Milano 1 leto in sem naredil tudi tečaj za scenografijo. E da lì è cominciata l'avventura dello scrivere il primo libro, perché grazie al fatto di aver avuto un anno per scrivere e basta, sono riuscito a portare a termine il mio primo romanzo. No, in v tistem času, v tistem letu, ker nisem imel drugega dela kot pač tečaj in pa čas za pisanje, sem v tem letu tudi napisal in dokončal svoj prvi roman. E effettivamente il modo di immaginare le storie per me è cinematografico, tanto che il primo romanzo è scritto più per scene che per capitoli. No, in jaz imam pač to sposobnost velike domišljije predstavljati si življenje teh mojih junakov in je v bistvu prvi roman bolj napisan že tako kot scenografsko, da imamo posamezne slike, se odvijajo ena za drugo. Mi piace che il lettore venga portato in quella sala buia e veda viva le cose mentre legge il libro, e quasi ne venga
divorato mentre lo legge. Meni je všeč, da je moj bralec ali pa gledalec zaprt, pride v neko temno dvorano, gleda film ali pa na drugi strani, da, kot mi rečemo, požre knjigo zelo na hitro. Alessandro D'Avegna je bil danes z nami, gimnazijski učitelj, ki piše in ki bo nekoč morda Alessandro postal tudi pisatelj, ki uči, ali ne. Bo pisateljevanje pomembnejša komponenta v tvojem življenju? Lo scrivere sarà una componente più importante, più significativa nella tua vita andando nel futuro? Io i 2 sogni che avevo nella mia vita dal punto di vista professionale li ho, grazie a Dio, li ho raggiunti e adesso i sogni sono i ragazzi che ho di fronte ogni anno in classe, perché poi questi libri qui, il numero di copie vendute non me li porto di là, ma né nella tomba perché non ci stanno dentro, ma di là credo che mi porterò semplicemente l'amore che ho provato nonostante i miei limiti a dare alle persone che avevo accanto. No, moram tako povedati, da moje 2 velike sanje, torej biti učitelj in napisati knjige, so se mi uresničile. Zdaj živim za svoje učence, za svoje dijake, kajti mnenja sem, da v grob ne bom mogel odnesti ne vem koliko izvodov knjig, vem pa prav gotovo, da bom na nek način seboj odnesel ljubezen, ki sem jo deležen. Chissà, sono cose che nessuno sa. Torej, res je, ne ve se, to so stvari, ki jih nihče ne ve. Alessandro, hvala za tvoj čas in glej, da ne boš preveč šprical v šole zaradi svojih predstavitev po svetu. Devi macchiare troppo la scuola per le presentazioni, devi essere molto puntuale nella scuola, non andare in giro a fare le presentazioni. Giusto, Grazie. Grazie a te.